Martedì 16 maggio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con la prima pagina del Gazzettino di Belluno. In primo piano una notizia che riguarda il mondo del lavoro. Safilo, in 200 rischiano il posto, titolo messo a piena pagina. Ieri incontro fra azienda e sindacati, acquisto possibile ma si prevede l'assorbimento di 250 lavoratori su 460. Non hanno fatto nomi, anche se qui li conoscono tutti, in prima fila Telios, non è escluso l'intervento di Marcolin. Confermato un possibile acquisto per Safilo che prevede però di assorbire solo 250 dei 460 lavoratori. Nelle retrovie ci sarebbe poi un altro gruppo che prenderebbe parte dei restanti. Queste sono le uniche novità blindate uscite dall'incontro di ieri tra azienda e sindacati. I nomi restano top secret anche se li stanno in tutte le osterie, commenta il sindacalista Boato della FEMCA CISL. I nomi restano Telios e Marcolin, che peraltro non hanno mai smentito, non sono stati chiari, afferma Mara della Fictem. Noi diciamo che va salvato tutto il pacchetto di 460 lavoratori. E a proposito di lavoro in provincia di Belluno, l'altro fronte, ex ACC, a luglio Sesta assumerà altri 100. Sesta mette in cassa integrazione 81 lavoratori ex ACC e per contro deve prepararsi ad assumerne altri 100 come da accordi ministeriali da luglio dell'anno scorso. Fatti di cronaca che hanno interessato la provincia di Belluno. Siamo ad Alano di Piave, coltellata al cuore, così è stato ucciso vicino alla stazione, omicidio di Fener. L'autopsia rivela come è stato assassinato il 53enne Costa. L'approfondimento di Bonetti a pagina 13. San Gregorio nelle Alpi, disinnescate le bombe trovate da un escursionista. 2 bombe risalenti alla Prima Guerra Mondiale che erano state trovate da un escursionista Roncoi sono state fatte brillare dai militari in una cava. La foto di copertina riguarda sempre il mondo degli alpini, l'evento, la città si prepara per il raduno Triveneto di giugno, adunata alpina a Belluno, mancano spazi alloggi. La festa annuale, adunata nazionale porta con sé il tormentone circa la possibilità di ospitare una tale manifestazione in città, ma studi di fattibilità hanno dimostrato che non è possibile. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Elezioni, Manusci sindaca, che paura domenica. Cindy Manusci, 31 anni, ha vinto anche se era la sola in gara, battendo il quorum e realizzando il suo sogno. Domenica sera alla chiusura della prima giornata eravamo sconsolati, non abbiamo dormito, ma lunedì invece le cose si sono messe al meglio. Sempre per quanto riguarda le amministrative, l'allarme di Padrin, presidente della provincia di Belluno, pochi candidati. Lo scoglio da superare in quest'ultima tornata elettorale era quello del quorum, ma il problema è anche trovare candidati. Il presidente della provincia Roberto Padrin non nasconde la sua preoccupazione per il 2024, quando andranno al voto 33 comuni. Belluno, capoluogo, cimiteri, operai al lavoro di notte per sistemarli. E ancora per quanto riguarda lo sport, Dolomiti, il DG Piazzi, nuovo allenatore entro 10 giorni, sentirò sicuramente anche Vecchiato. Il personaggio, l'archivista, resta gratis al lavoro per garantire il servizio. E ancora Cortina, l'albergo Fanes venduto a un fondo con sede a Malta. Cambia la proprietà dell'hotel Fanes che si trova all'imbocco sud di Cortina e che era chiuso da anni, operazione da oltre 3 milioni di euro. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda il welfare bellunese. Lo scontro studenti sugli autobus rischia di saltare. Investi Scuola non sarà più finanziato dal Fondo Comuni di Confine. La provincia cerca uno sponsor. Si valuta l'introduzione dell'ISE. Ci risiamo, Investi Scuola è di nuovo appeso a un filo. L'abbonamento ai mezzi pubblici a prezzo agevolato per gli studenti di tutta la provincia quest'anno perderà il finanziamento dei fondi di comune di confine, una quota importante e fondamentale che aveva permesso il proseguimento del progetto per l'anno scolastico in corso. L'approfondimento di Forzin a pagina 6. Belluno, prudenza sulle bollette, i lampioni restano spenti. Fener di Alano, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'omicidio avvenuto in questo comune del Basso Feltrino. Video sgranato, la prova dell'omicidio va pulita, si cercano maggiori dettagli sulla colluttazione al bar della stazione. Ieri l'autopsia sul corpo di Antonio Costa. Borgo Valbelluna, cassa all'ex ACC, la produzione si ferma per 3 venerdì. E la foto di copertina in questo caso ci porta a San Gregorio nelle Alpi, notizia affrontata anche dal Gazzettino. Sopra San Gregorio spuntano 2 ordigni della Grande Guerra.
Calcio, Serie D, Dolomiti l'addio con polemica dal tecnico Zanin. Filosofie molto diverse con il DG Piazzi, ma ho pensato solo alla salvezza. Ultime parole con polemica di mister Diego Zanin. L'approfondimento di Dapoyan lo troveremo a pagina 32. E ovviamente anche il Corriere delle Alpi con un'altra fotografia dedica spazio al risultato delle amministrative svoltasi in questo fine settimana in provincia di Belluno. L'ultimo candidato alla prova era quello di Pieve di Cadore, ce l'ha fatta anche Pieve Manusci, sindaca. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi e come sempre breve panoramica sulle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Comunali 2023, primo round alla destra. Vittoria a Treviso e Sondrio, Ancona e Siena vanno al ballottaggio, il PD perde Latina. Puntiamo al secondo turno, preoccupa l'astensione. In questo caso i comuni capoluogo che erano andati al voto in questo fine settimana erano i comuni di Treviso e di Vicenza. Vediamo la situazione: ha vinto il centrodestra, Mario Conte, sindaco uscente con il 59,08%, a Vicenza invece Giacomo Possamai è al 46,02% e Francesco Rocco, per quanto riguarda in questo caso il centrodestra, al 44,06%. Quindi vediamo che per quanto riguarda Vicenza si andrà al ballottaggio. Resa dei conti interna, Lega oscurata da Fratelli d'Italia, ma Meloni non sfonda. E continuiamo con Vicenza, siamo in Veneto, Possamai vola al ballottaggio, con il sindaco uscente Rucco tiene il PD, crollo della Lega. Il partito di Salvini, terza forza della coalizione con un misero 6%, idem al 15%. Treviso invece per Conte un bis con trionfo, la sua lista fa il pieno e Carroccio è primo partito. Sono contento, premiato al lavoro di 5 anni, è il nostro progetto che ha vinto. Comunale 2023, l'approfondimento invece in questo caso che ci porta in provincia di Belluno, De Bon, siamo nel comune di Sospirolo, orgoglio e consapevolezza, dalle urne una lezione di civiltà. Sospirolo terzo mandato con un ampio turnover, Cadore e Cappellari probabili assessori. Vediamo appunto chi è andato a votare nel comune di Sospirolo, 1388 persone, l'affluenza è stata del 56,81%. Canale d'Agordo, Murer chiama, Lucchetta in giunta, testa ai conti, in questo caso hanno votato 544 persone, pari al 62,42% dell'affluenza. Cencenighe, lavori al no filò, primo pensiero per Sopes, candidato sì e di sindaco uscente, in questo caso 566 le persone andate al voto, pari al 57,57%. Pieve di Cadore, l'ansia per l'affluenza, poi la gioia, Manusci, grande risposta di Pieve, festa a Nebiu per la giovane prima cittadina e la sua squadra, la coetanea Francesca Trevisan è la consigliera più votata. In questo caso hanno votato 1365 persone, pari a un'affluenza del 48,31%. Politica e informazione a pagina 8, no, non è la BBC, con il voto determinante della Presidente Soldi viene eletto l'amministratore delegato Sergio, confermati report e carta bianca, ma dai vertici scompaiono le donne. Emergenza nel Mediterraneo, 10 milioni alla Tunisia per limitare le partenze, uniti contro i trafficanti, la missione di piante e dosi, ministro dell'Interno a Tunisi, fondi e strumentazioni in cambio anche di rimpatri più facili, torture sui respinti, il loro governo è impegnato nel contrastare il fenomeno. Giustizia e politica, pagina 10, il monito di Mattarella alle toghe, indispensabili processi più agili. Il capo dello Stato inaugura la scuola della magistratura, no alla giustizia creativa che approfitta dei vuoti normativi. Notizie anche dall'Ucraina, missili e droni a Zelensky, il presidente a Londra incassa nuove forniture militari a lungo raggio, l'incontro a sorpresa con il premier Sunak che però frena sull'invio di F-16. Elezioni turche, Turchia, risveglio amaro, le chance di mandare a casa Erdogan al ballottaggio sono ridotte al lumicino, il rivale Kılıçdaroğlu non molla, lotteremo fino alla fine per vincere. Si parla di maltempo in Veneto a pagina 13, maltempo scatta l'allerta gialla, il nord-est tra pioggia e frane, in Veneto preoccupa la condizione dei fiumi, allarme fino a domani pomeriggio, l'Emilia Romagna teme si ripeta l'emergenza di pochi giorni fa, scuole chiuse.
Ancora dal Veneto, a Padova il primo trapianto di cuore da donatore morto da 20 minuti. Gerosa, abbiamo sovvertito un paradigma, ma ora dobbiamo puntare all'organo artificiale per dare una risposta a tutti. Il donatore di Treviso, mentre il ricevente è un 46enne padovano cardiopatico e obeso. L'ospedale di Padova è il primo in tutta Italia per numero di trapianti, 153 dall'inizio del 2023. Sempre dal Veneto, in questo caso si parla di economia, pagina 15, industria aerospaziale al decollo, grande potenziale di crescita. A Venezia l'evento Space Meetings Veneto, 3 giorni con imprenditori, banchieri ed esperti, in regione oltre 1,1 miliardi di euro di fatturato nel 2022, più di 120 imprese e 5.000 addetti. E adesso passiamo alle notizie prettamente bellunesi, siamo a pagina 17, agevolazioni sui bus scolastici a rischio, da settembre stop ai fondi di confine. Provincia e Consorzio BIM dovranno finanziare da soli Investi Scuola, servono 900.000 euro, si valuta di introdurre l'ISE. Questi prezzi attuali suddivisi per fasce chilometriche, vediamo che con Investi Scuola il costo era uguale per qualsiasi distanza, ovvero di 295 euro, senza Investi Scuola si passa da 295 euro, che è il minimo perché è un tragitto da 0 a 500 metri, fino a 612 euro per chi ha più di 75 km di strada da percorrere per andare a scuola, quindi un aumento in questo caso di 317 euro all'anno. Mani nella terra, i ragazzi disabili impegnati nell'orto sociale, riparte l'iniziativa dell'USL per l'inclusione sociale e l'autonomia. Siamo a pagina 18, notizie dal capoluogo, strade e gallerie al buio fino al prossimo anno, Belluno è prudente, altri comuni riaccendono, Longarone ha riattivato le luci a Pasqua, Feltre riduce gli spegnimenti, l'assessore del comune di Belluno Gamba, i prezzi dell'energia non sono stabili, si parla già di aumenti. Notizia di spalle, le indagini, danni alla fontana, si incrociano i dati delle telecamere, notizia che riguarda appunto la fontana presente in Piazza Martiri che era stata da poco ristrutturata e che ha subito già un danno da parte dei vandali. Pagina 19, lavoro, impresa a caccia di personale, esperti digitali più ricercati, Silvia Fausti, area manager di InJob, fa l'analisi della situazione provinciale, mercato del lavoro rovesciato, sono i dipendenti a scegliere l'impresa. Domani alle Medie Ricce arriva l'esperienza di Don Mazzi, invitato De Pellegrini, e ancora i manager hanno paura del futuro, il 61% dei dirigenti è preoccupato. Sondaggio di Federmanager Belluno Treviso, tra i suoi 1200 soci se ne parlerà al convegno annuale dell'associazione il 27 di maggio, in questo caso nella Fondazione Cassamarca di Treviso. La crisi di Longarone Safilo, il futuro dei lavoratori diviso su 2 aziende vicine. Nello stabilimento potrebbero restare fino a 250 dipendenti su 460, i sindacati non ci stanno, no agli spezzatini, ci sia una sistemazione per tutti. USL Dolomiti, affido familiare, al via un corso di formazione. E continuiamo con pagina 21, data falsa nel verbale sul primario Bianchini, ma è stata irrilevante. Pubblicati i motivi del proscioglimento di Zanella e Fabbri, i 2 erano componenti dell'ufficio disciplinare dell'USL numero 1. L'appuntamento militanti e il Gotha leghista per la cena provinciale e ancora il libro Moro quando Paolo VI trattò per poterlo salvare. In questo caso l'appuntamento è promosso dalla Fondazione Teatri Dolomiti e dal Comune di Belluno, e per giovedì alle 17 nella Sala Bianchi. Siamo a pagina 22, video buio, la prova dell'omicidio va pulita, si cercano maggiori dettagli sulla colluttazione che ha provocato la morte di Antonio Costa alla stazione di Fener. Ieri c'è stata l'autopsia che dovrà chiarire anche le prime manovre di soccorso. Il video dell'omicidio non è chiaro, mentre sarebbero evidenti le cause della morte. Le immagini della telecamera montata di fronte alla stazione ferroviaria di Arano Fener sono buie e sgranate, ma soprattutto non riprendono il momento in cui alle 23:15 di sabato 6 maggio Antonio Costa viene accoltellato mortalmente durante la festa latinoamericana al Cangur Bar. Quella fase è fuori inquadratura e questo non aiuta le indagini del sostituto procuratore Alberto Primavera. Il filmato, estrapolato dal comandante della polizia locale alanese Luca Magnani, è già nelle mani di uno specialista in grado di migliorare la qualità. Per il resto la magistratura deve per forza affidarsi alle testimonianze raccolte nell'immediatezza dei fatti dai carabinieri della compagnia di Feltre. Dominguez invoca i domiciliari, rimane a piede libero Sanchez, il principale indagato va al riesame dopo la conferma del carcere.
Continuiamo con pagina 23, elementari di Villabruna sicure a prova di terremoto, amministrazione in sopralluogo con il direttore ai lavori, opera finita a giugno, l'intervento è andato al di là del progetto migliorando il coefficiente sismico. L'AIUS chiama l'Africa, pace e istruzione, le chiavi per il futuro del continente, nelle serate al Canossiano raccolti 1.650 euro. Iscrizioni aperte, centro estivo Mariposa al via dal 12 giugno e ancora da Feltre il lunedì di Siria e Bimba dal canile fino a casa. Un ricordo del medico, una messa per Malik sabato a San Vittore. E adesso a pagina 24 l'approfondimento che abbiamo trovato sia nella prima pagina del Gazzettino sia nella prima pagina del Corriere delle Alpi ci porta a San Gregorio nelle Alpi, artificieri a Roncoi per i 2 ordigni della Grande Guerra ancora funzionanti. Una granata italiana e una bomba austro-ungarica sono state rimosse e neutralizzate in una cava di Lentiai, come si può vedere in questo scatto. L'artificiere del terzo reggimento Guastatori di Udine verifica i 2 ordigni trovati a San Gregorio nelle Alpi. Anteas la cometa, trasporto, nonni vigili, attività in biblioteca, donate 2000 ore, notizia che ci porta in questo caso a Seren del Grappa. Da Cesio Maggiore, fatto di cronaca giudiziaria, schiaffo a una donna, ma è stato prosciolto. E ancora Feltre Rossonera, numerosi i premi ufficiali per fare felici i tifosi con l'annuale lotteria. Siamo a pagina 25, Valbelluna, l'ex ACC chiusa per 3 venerdì a maggio. I sindacati siglano l'accordo per la cassa integrazione fino al 28 luglio, preoccupa il rispetto del patto delle assunzioni. L'azienda conferma il calo degli ordini ma non ritira il premio di presenza. E a proposito di lavoro, Seste di Limana, i Cobas esclusi dal confronto, braccia incrociate per un'ora. Limana, centri estivi, definite rette orari di frequenza, si parte dal 19 giugno. Borgo Valbelluna, a Cavassico, falla sulla rete idrica, intervento notturno per i tecnici di BIM GSP. Notizia da Longarone a pagina 26, protezione civile entro l'anno il via libera al piano comunale, intanto l'amministrazione vara corsi di formazione iniziando dai propri membri, il sindaco Padrin, più avanti gli incontri per favorire la più ampia condivisione. Longarone ancora, domani al Centro Culturale, giro l'amministrazione dà ragguaglia ai cittadini. E ancora le materne a Venezia, giornata a contatto con la musica e l'arte. Notizia anche da Tambre, notizia di Spalle, studenti in visita alla casa dell'alchimista. Siamo a pagina 27, spostiamoci in Agordino, nello Zoldano, Luca da Colletto Bianco a pianificatore, basta stare tutto il giorno davanti al PC, ha rilevato il fornaio dei Franchi, attività centenaria di Fusine, che per ora gestisce con il pronipote del fondatore. Agordo, immigrazione e spopolamento, studio e riflessione di Libera, il documento della sezione agordina. E ancora Remonon su Nuosh Losh, 30 alla giornata ecologica, iniziativa del comune di Livinallongo. Cortina, o meglio Valle del Boito, Unione Montana, ok all'unanimità la richiesta di Cortina di rientrare nei ranghi, entusiasta il commento del presidente Mattia Gosetti, una giornata storica, era una priorità del mio mandato. Valle di Cadore, violenza di genere, la Proloco si attiva per Belluno Donna. E continuiamo con Aurunzo, nuovo palaghiaccio, l'idea c'è, il modello è Forni di Sopra. L'assessore De Luca conferma che lo smantellamento del vecchio è già iniziato, intanto abbiamo tirato via l'ammoniaca per poter poi proseguire in sicurezza. Pieve di Cadore, Forcella Piria, il sentiero sarà intitolato ad Urbano Tabacchi. Vigo di Cadore, serramenti nuovi alle elementari, il comune investe 200.000 euro. E ancora dal Cadore, 9 appuntamenti per i giovani del CAI, non solo montagna. La proposta 2023 della sezione aurunzana abbraccia anche natura, etnografia e storia. Dalla rubrica Cultura e Società siamo a pagina 30, i luoghi della natura, il premio Scarpa diventa biennale e studia la magia del paese Messico. Latini un passo lungo per avere un respiro più largo, si parte con un convegno e si chiude ad aprile 2024. Venerdì e sabato a Treviso il racconto di architetti, botanici e paesaggisti. Siamo alla rubrica Giorno e Notte, teatro per ragazzi, Alessandro Rossi in Assitei, una conferma al vertice. Maggio all'Etnografico, il giardino del museo è uno sbocciare di rose, notizia che ci porta in questo caso a Cesio Maggiore. E ancora i perché di Damerini, risposte in Sala Bianchi. L'appuntamento in questo caso è per sabato 27 maggio alle ore 17.30. Sport bellunese, calcio di Serie D, Zanin, saluti e frecciate, zero rapporto con Piazzi, ho pensato alla salvezza. Il tecnico della Dolomiti non resterà e ribadisce alcuni concetti. Quando sono arrivato a questa squadra era senza spina dorsale.
Ski runner, Giulia alza l'asticella dopo il tricolore, obiettivo europei. Questa è la dichiarazione di Giulia Poll. E ancora sport, tennis, Viscusi e Sommacal si qualificano per Roma. Tiro con l'arco, De Nardini e Peverelli battono tutti a Marino. Motociclismo, un buon debutto per Marco Darold e 2 piazzamenti. Automobilismo, Levico Vetriolo, Denis Mezzacasa è il migliore dei bellunesi. Ancora arrampicata sportiva sulle pareti di San Tommaso, i migliori talenti italiani. Ancora sport bellunese, rugby, Serie B, nessun dramma dopo la promozione sfumata, ora si guarda avanti in primis sentendo le intenzioni di coach Coppa, Feltre, bilancio positivo, Sartor, che bello vedere tutti quei tifosi a Villorba. Nuoto a Treviso, De Marco, Pettenoi, Monestir, medaglie bellunesi nella gara regionale. L'evento del Corriere delle Alpi sabato 27 maggio a Longarone Fiere, festa dello sport, i premiati del calcio e della palla ovale. E ancora i riconoscimenti dell'hockey, Cortina Afro, De Bettin, la sorpresa Feltre e l'Alleghe Cortina Under 15. Continuiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, in prevalenza cielo nuvoloso e molto nuvoloso. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluna. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.